avanzati e tecnologie uniche al mondo, analizziamo il tuo caso trovando la soluzione giusta per te. Ritorna ad avere i capelli che hai sempre desiderato. Chiama per una prima consulenza. Ti aspettiamo qui, nella nostra sede di Udine di Mestre. Cire Lab, da sempre, la scelta migliore per i tuoi capelli. Non distogliere lo sguardo, il Black Friday di Ottica De Menego è qui. Fino al 2 dicembre sconti del 40% sulle montature Vista e Sole. Ti aspettiamo in tutti i negozi Ottica De Menego per il Black Friday con sconti del 40%, anche su demenego.it. Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene. A 13° MTZ Group, leader nell'installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici. Approfitta del bonus regionale, ti aiutiamo noi a sbrigare le pratiche burocratiche. Siamo specializzati anche nel rifacimento di tetti. Contattaci al numero 392 9744 260 oppure su Facebook MTZ Group SRL. Carinzia, il sud dell'Austria. Il new numero dal settimanale La Voz dei Furlans è arrivato in edicole con tune nuove inchieste. E in più cronache dal territorio, culture, spettacoli, sport, zuz e c'è tant'altri. In più con questo numero ove sa gratis il mensil business. Correti in edicole, le informazioni furlane uspiete. Bentrovati, my name is Bonf, Alex Bonf, l'agente, segreto per niente, al servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono gli stessi di Go 2025 e della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi su Isonzo News vi presentiamo un programma ricco di emozioni e storie da scoprire. Partiamo con l'importante iniziativa di SOS Rosa, l'associazione che supporta le donne vittime di violenza. Nell'intervista la presidente Francesca Huaran ci offre un'intensa testimonianza della realtà che affrontano ogni giorno. Se volete saperne di più, scansionate il codice QR che trovate in basso a destra. Inoltre, per gli amanti dei motori, un assaggio del raduno di auto storiche, quelle che hanno fatto davvero la storia, la nostra storia. La Giulietta, la 112, la 124, modelli che riaccendono ricordi in tutti noi. La prossima settimana daremo ancora più spazio a queste iconiche signore su 4 ruote. Infine, vi ricordiamo le 3 cose da fare per questa domenica, prima della fine del mondo, con una raccomandazione speciale. Una di queste cose è davvero da fare, è imperdibile nei territori dell'antica contea di Gorizia. Abbiamo finito, via con i video, noi ci vediamo dopo. Oggi, più che mai, è tempo di guardare in faccia una realtà che non si può affatto ignorare. Le denunce per violenza domestica sono in aumento. Solo nell'ultimo anno. Il numero di donne che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto è salito dal 33% al 41%. A Gorizia e dintorni, gli sportelli di SOS Rosa hanno accolto 205 donne, di cui quasi 100 alla loro prima richiesta di aiuto. L'età media? 43 anni, ma la storia si estende da giovanissime di appena 18 anni fino a ottantenni, segnate da una vita di sofferenza. Con il 25 novembre alle porte, giorno internazionale contro la violenza sulle donne, Gorizia risponde con iniziative concrete, promosse dall'assessorato alle pari opportunità e SOS Rosa. Parliamo di prevenzione, parliamo di sostegno, ma soprattutto parliamo di donne che oggi hanno deciso di parlare, ma che affrontano difficoltà nel momento che fanno la denuncia. Sentiamo Francesca Vuaran di SOS Rosa di Gorizia. Le difficoltà sono quelle di essere maggiormente colpite dal maltrattante, perché
quando capisce che è stato, tra virgolette, scoperto, aumenta un po' la sua aggressività e la sua cattiveria. Quindi cercano di non farsi vedere quando vengono a chiedere aiuto, cercano di nascondersi, di venire in momenti in cui dichiarano di star facendo altro, e quindi soprattutto di essere rispettosi della loro privacy. Lei ha sottolineato nella conferenza stampa che la violenza psicologica sembra o è la forma di violenza più presente. Certo. Come mai e in maniera tanto preponderante? Eh sì, è preponderante perché prima di passare alle vie di fatto ci sono le offese verbali. Quindi ci sono le offese del ma non sei capace di far niente, non sei buona a niente, vedi che non riesci a fare questo, non riesci a fare quest'altro, a criticare qualunque cosa, qualunque decisione faccia, a isolarla soprattutto. Ecco, uno dei primi segnali di una situazione che non funziona è proprio quella di essere impedita a mantenere le relazioni con i parenti, con gli amici, con la famiglia di origine, e quindi restare chiusa in casa, spesso lasciare il lavoro, non poter neanche andare a seguire i figli se non c'è anche lui. Il numero delle denunce, fatto 100, la maggior parte sono italiane e in parte minore straniere, Sì. In questo caso. È per un discorso che, come lei ha sottolineato nella conferenza stampa, le straniere non hanno altri appigli se non la famiglia di solito, cioè Sì. Per loro è più difficile? Sicuramente, perché loro vivono anche diciamo, la paura che hanno alle spalle dalla famiglia di origine, che anche se non è qua, è comunque in grado di condizionarle, nel senso che la rifiutano come figlia, la rifiutano come parente, quindi loro davvero non perdono solo quello che hanno qua, ma perdono anche quello che avevano prima. Mentre le italiane, lei ha detto che sono persone che hanno oltre 70 anni. Sì? Nella vostra esperienza, cosa vi dice una donna che in quest'età decide di denunciare? Allora dice che lo fa perché non ne può più, perché è tutta una vita che sopporta soprattutto i soprusi di tipo psicologico, che spesso non riesce ad allontanarsi perché ha difficoltà economiche. Spesso ha anche affidato tutto a lui, anche i suoi beni economici, e quindi non ne può disporre nel momento in cui ha la forza per decidere di allontanarsi. E quindi di fronte al fatto di se non sto qui dove vado, questo è un problema. Perché ci sono ancora uomini così? Probabilmente perché non sono stati educati ad un rispetto maggiore, a riconoscere il valore della donna, ma a considerarla come un suo diritto, una sua propagine, no? Quindi a scaricare comunque su di lei tutte le proprie frustrazioni, i propri momenti di difficoltà e i propri insuccessi. Quindi è sempre lei la causa di tutto. Essendo una persona che è lì, con chi te la prendi se non con chi hai vicino? L'altra parte dell'intervista, molto semplice, parliamo di quello che avete organizzato per questo mese. Ecco, allora quello che abbiamo organizzato come associazione con Gorizia è questi 5 eventi che dicevo, no? Presentazione di libri, spettacoli, camminate, no? Visite alla casa della Lidusca, eccetera. Ma noi abbiamo Che era nominato Villa De Nordis, conosciuta a sì. Gorizia come Villa della Lidusca in questo caso. Sì. Ma il primo appuntamento quando si tiene? Il primo appuntamento si tiene proprio questo sabato, presentazione molto, diciamo, molto ricca di contenuti, e parla di un libro comunque scritto dall'autrice che sarà presente, una violenza subita da giovane che poi si è allontanata per ricostruirsi e alla fine è tornata nella sua Udine. È qualcosa che è avvenuto a Udine anni fa.
Però ci ha molto colpito la presentazione perché è fatta proprio sul filo del ricordo delle canzoni di allora, quindi di De André, di Guccini, eccetera, che fanno un po' da tratto unitario dei capitoli della storia. L'ultima domanda, se qualcuno vi volesse contattare, dove vi può trovare? Allora, ci può trovare sicuramente al telefono principale dell'associazione qui a Gorizia, 0481 329 54. C'è sempre, diciamo, disponibile, se non siamo direttamente c'è la segreteria, quindi si può lasciare un messaggio e saranno ricontattati, oppure andando sul sito si trovano altre notizie. Il sito è www.ssrosagorizia.it. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bentrovati ancora una volta da Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente, al servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia e di tutto quello che viene fatto in questi territori. Per quanto riguarda questa puntata, come al solito, destra Isonzo e sinistra Isonzo, e sono anche gli stessi territori di Go 2025. Partiamo con la nostra prima scelta di queste tre cose da fare assolutamente prima della fine del mondo, e una delle tre cose dovete venire a farla assolutamente, ripetiamo. Partiamo con la nostra prima scelta di oggi. È il secondo festival delle dimore storiche. Come potete vedere dal sito di Promoturismo c'è anche l'immagine ufficiale. Andiamo a vedere in varie località del Friuli Venezia Giulia, c'è anche Gorizia e provincia, dal 9 al 10 novembre, dimore aperte in Friuli Venezia Giulia con visite guidate. Questa è la seconda edizione del Festival delle dimore storiche organizzato da AZI FVG, Associazione delle dimore storiche. In provincia di Gorizia due dimore aprono allora una è Villa Attems Cernozza di Poscastro a Lucinico, Villa Attems di Lucinico, e Villa del Torre invece a Romans di Sonzo. Queste sono le due ville che fanno parte delle giornate sabato e domenica organizzate dall'Associazione Dimore Storiche Italiane.
Questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare e sapete che questo è il fine settimana a San Martino e quindi andiamo in quel di Cormons, San Martin sul Quarin. Questa è la foto con l'immagine dal posto sul Quarin, che adesso vi svegliamo dov'è. Comunque dalle ore 10 a Cormons, Monte Quarin, chiesa della Beata Vergine del Soccorso. Descrizione: ogni anno l'associazione Fulcario Ungrispac organizza questa mattinata di allegria e convivialità con castagne e vino ribolla e non solo sul sagrato della chiesa della Beata Vergine del Monte Quarin, organizzato dall'associazione Fulcario Ungrispac dalle ore 10, dicevamo, a Cormons sul Quarin. E questa è la seconda cosa da fare. La terza cosa da fare invece è nella sinistra Isonzo. In questo caso andiamo a vedere la terza cosa da fare: marcia di solidarietà e vita trofeo di Monfalcone. Questa è la terza cosa da fare, dicevamo. Scusate, andiamo a vedere l'immagine del manifesto. Marcia di solidarietà è scritta un po' a metà, ma comunque la vediamo dalle ore 8 a Monfalcone dal sito di Promoturismo, ritrovo e partenza presso Piazza della Repubblica a Monfalcone. La descrizione: ritrovo domenica 10 novembre presso Piazza della Repubblica, percorsi da 4, 9, 12 km quasi interamente su strade sterrate carsiche attraverso i sentieri della Grande Guerra. Partenza libera dalle ore 8 alle ore 10, organizzato dall'associazione Solidarietà e Vita ODV. Questa è la terza cosa da fare e non abbiamo altro per oggi per quanto riguarda le tre cose da fare. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti, ci lasciate un like alla nostra pagina Facebook Isonzo News e ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone, e voi sarete sempre informati di quello che succede nei territori dell'antica contea di Gorizia di domenica, in questo caso, che sono anche gli stessi territori di Go 2025 e anche della regione Friuli Venezia Giulia. È tutto per oggi, vi ringraziamo, noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!